Invece in prefettura a Padova la consegna dei fondi agli alluvionati del Veneto. Le case allagate, le aziende distrutte e subito nel Veneto dell'alluvione la forza di ripartire, tornare alla normalità. I primi aiuti sono arrivati, 100 milioni dei 300 stanziati dal governo. Un primo passo per il governatore Luca Zaia. Ci vorranno ancora risorse perché abbiamo tutte le opere, le grandi opere di messa in sicurezza che ci debbono dare la garanzia che se ci sarà ancora così tanta piovosità non ci saranno ancora le alluvioni. Più di 500.000 le persone colpite dall'alluvione, 327 comuni, i danni si vedono ancora, è stato un disastro, ma questa gente non deve sentirsi abbandonata. L'aiuto del governo e la solidarietà di tanti. Oggi a Padova Ennio Doris, presidente di Mediolanum, ha donato 500.000 euro a 70 clienti della sua banca. Padovani, vicentini che in pochi giorni hanno perso tutto o molto. Io sono testimone diretto della laboriosità proprio dei veneti, che è una laboriosità degli italiani, ma dei veneti in particolare. Oggi i veneti, ma in passato Doris è stato vicino agli alluvionati del Piemonte, agli abruzzesi colpiti dal terremoto, per arrivare dove lo Stato da solo non ce la fa ad arrivare.